Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi ho delle belle notizie del Dante perché ci sono parecchi di voi che vogliono sapere un po' più del Dante, mi hanno scritto in PVT e telefonato addirittura per sapere le ultime news del Dante, però purtroppo è da un po' di tempo che non lo becco. Però ieri cosa è successo? Stavo andando in moto, vedo uno che sbraccia in piazza e dico ma chi è quello lì che sbraccia? E mi fermo ed era il Dante. Ho detto Dante, ma lo sai che... E poi mi sono trattenuto perché non voglio far sapere in giro che sono io che spiffero. E voi mi raccomando, se lo incontrate sul web, fate finta di non conoscermi. E sapete cosa mi ha raccontato? Beh, certo che voi non lo sapete cosa mi ha raccontato. E ve lo racconto io. Praticamente il Dante, prima di tutto mi ha offerto un bel macchiato, caffè macchiato lungo. Sapete che il vostro Marietto quando gli offrono un bel macchiato lungo corre sempre, quindi ho parcheggiato la moto e sono corso subito al bar della pace con lui, perché ormai il bar della pace è il nostro posto fisso. Ma prima di questo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarde e al canale del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche al canale di Telegram. Naturalmente l'iscrizione è gratuita, può venire chiunque e alle 11 sera alle 20:30 abbiamo i nostri studi esoterici. Bene cari amici. E adesso iniziamo col racconto. Il Dante, poi bisogna dire una cosa, il Dante bisogna sempre stare attento a quello che racconta e dividere per due e alla domenica anche dividere per quattro, perché è sempre generoso di racconti di fantasia. Però io non ci credo, perché sono sempre racconti di fantasia, però a me piace ascoltarlo perché quando le racconta si fa volare con l'anima, sembrano cose di altri tempi, di altri mondi. E qui inizia il racconto. E il Dante, forse chi ha seguito il canale del Marietto Veneziano, sa che è un tipo che lavorava nella casa dei sogni, nella fabbrica dei sogni come barista. E cosa succede una sera? Praticamente lui lavorava dalle 3 di pomeriggio a mezzanotte, oppure quando iniziava col turno delle 8 finiva alle 3 di notte, no? E cosa succede un bel giorno? Un bel giorno arriva il colpaccio della sua vita. Il colpaccio della sua vita, e qui il Dante mi ha raccontato che aveva 22 anni più o meno. Arriva quello, il mega direttore galattico dell'ufficio Fidi. Sì, avete sentito bene, sto parlando del mega direttore galattico dell'ufficio Fidi, il che il Dante non sapeva che ufficio era, no? Vi ho già parlato del Granelli, il suo amicone per la pelle del Granelli, che aveva lasciato 15 anni, l'aveva parcheggiato in pensione e adesso ormai il Dante voleva diventare fisso nella casa dei sogni, perché il papà gli aveva dato una missione. E quindi in quel momento lì lui era ancora sotto visione per poterlo assumere e arriva il mega direttore dell'ufficio Fidi. E allora tutti si domanderanno, chi mi sta ascoltando, ma chi è questo mega direttore dell'ufficio Fidi? Allora, nella casa dei sogni si giocavano i soldini e succedeva una cosa molto particolare. Così mi ha raccontato il Dante. Sapete che il Dante quando le racconta bisogna dividere per 3, per 4, quando è domenica per 4 di sicuro. Beh, questo ufficio Fidi era il posto più blindato di questa casa dei sogni, questa fabbrica dei sogni. Perché? Perché in questa casa si giocavano i soldini e succedeva che quando uno finiva i soldi, se aveva una certa disponibilità e aveva fatto vedere che aveva molti soldi ai vari controlli, a un certo punto poteva andare nell'ufficio Fidi e chiedere un prestito. E chiaramente il Dante, cioè, era il posto più ambito di tutti, perché lì si prestava i soldi a chi giocava nella fabbrica dei sogni. Ma cosa aveva di particolare questo ufficio Fidi? Prima di tutto era un ufficio che praticamente si aspettavano i clienti che arrivavano in bocca. E poi però c'era qualcosa che il Dante non sapeva. E non lo sapeva neanche il vostro Marietto. È per questo che io non ci credo, perché è una cosa come mi ha raccontato ieri davanti a un bel cafferino, è impossibile credersi. Però io qui lo dico e qui lo nego, non venitemi poi a dire che è, perché queste cose qui solo il Dante le può raccontare in giro. Ma mi ha raccontato il Dante, e lo dico sottovoce, mi ha raccontato il Dante che l'ufficio Fidi, visto che in quella casa dei sogni andavano le persone più potenti d'Italia in quel periodo lì, i servizi segreti prendevano le informazioni. E io gli ho detto, ma Dante, e qui parlo sottovoce perché non voglio che mi sentano in giro, perché sapete che il vostro Marietto non le va a dire in giro a nessuno, perché sono come la tomba. Sì, i servizi segreti prendevano le informazioni.
E io gli ho detto, beh Dante, cosa c'è di problema? È normale, no? Il fisco vuole sapere un po' le persone dove mettono i soldi. Ma il Dante mi ha detto che prendevano le informazioni con un altro sistema. E io gli ho detto, ma Dante, ma cosa mi stai dicendo? Ma come fanno a prendere altro sistema? E qui il Dante si è lasciato andare, mi ha aperto il Vangelo. Io però dico, e lo dico qui, ma lo nego, se qualcuno mi chiede se è il vostro maglietto spifferato, io nego, perché non voglio che poi il Dante venga a prenderlo. Mi ha detto che c'era un farmacista che passava dei psicotropici e quando le persone andavano a chiedere il prestito in questa casa dei sogni, gli si offriva sempre o una coppetta di champagne o un cafferino corretto, Gianoglietto, che era il nome, un nome fantasia, del farmacista che passava all'ufficio FIDI psicotropici. Quindi quando il Dante mi ha raccontato è arrivato là, gli hanno spiegato che quell'ufficio era praticamente un avamposto del Ministero degli Interni, che gli serviva per chiedere le informazioni ai clienti danarosi. Così loro prendevano le informazioni e in un modo o in un altro, con un bel psicotropico, sapevano un po' tutto della persona. Poi il Dante l'ha ingigantita la favola. E io a un certo punto ho chiesto un altro caffè anch'io, ho detto, senti Dante, per sentire questa storia bisogna un altro caffè. Mi ha detto che l'ufficio Fidi, dopo che aveva preso le informazioni, a parte passarle giù a Roma al Ministero degli Interni, cioè prima di passarle giù a Roma al Ministero degli Interni, aveva una veggente, una delle migliori d'Italia, che quando la patata era grossa la chiamavano e si facevano dire in doppio cieco se era vero quello che avevano sentito, perché non volevano fare le figuracce di mandare giù a Roma informazioni non corrette. Ovvero, non è che le informazioni arrivavano a Roma direttamente, passavano da un direttore di un'altra nazione di un albergo, il quale le divideva un po' al suo Stato e un po' allo Stato romano. E qui il Dante ha incominciato a aprire il Vangelo. Io a questo punto qui ho detto, senti Dante, questa è grossa, adesso tu mi stai dicendo che nella casa dei sogni, a fabbrica dei sogni, c'era un ufficio che si chiamava ufficio Fidi, in cui offrivano il caffè corretto Gianoglietto con psicotropici per chiedere le informazioni alle persone ricche che poi non si ricordavano più di aver svuotato il sacco, e poi queste informazioni venivano passate al Ministero degli Interni a Roma, ma prima di passare al Ministero degli Interni a Roma chiamavano una veggente che in doppio cieco diceva se erano vero o false queste informazioni. E il Dante mi guarda e mi dice sì. E io mi sono alzato a quel punto lì e ho detto, senti Dante, lascia stare, perché io queste cose qua non ci credo e non le dirò mai in giro. Figurati te se in una casa dei sogni, in fabbrica dei sogni, ci sono dei personaggi così. E poi cos'è questo caffè corretto Gianoglietto? E lui mi ha detto, è il nome criptato del farmacista che ci passava i psicotropici, che è morto nel 2015. Senti Dante, gli ho detto, a questo punto è troppo grossa. Mi sono alzato e ho fatto un delete al caffè. Cari amici, ecco la storia in prima visione del vostro manietto veneziano, del racconto del Dante. Io non ci credo nulla, qui lo dico, qui lo nego. Se il Dante vi viene a chiedere se l'ho detto io nego, dico che non vi conosco. Il vostro Marietto però vi invita a iscrivervi al canale di Marietto Veneziano della nostra Hildegard e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!